Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Un vero colpo di coda invernale aumenta di probabilità e questo flusso di correnti da nord-est continuerà e sarà più probabile un flusso di aria fredda artica in estensione proprio dalla Scandinavia verso i Balcani e fino ai settori adriatici in modo particolare, ma domenica potremo avere maltempo più intenso, come vedete, al sud Italia, e non solo sul versante adriatico, possibile anche sull'Appennino e su quello tirrenico. Da valutare però, perché questa non è ancora ben delineata come tendenza. Vi accenno però come ancora avremo della residua instabilità, questo nella nottata, nella mattinata, come vedete di mercoledì a nord, in transito da est verso ovest avremo questo flusso, e anche al sud nel corso del pomeriggio qualche piovasco insisterà tra la Calabria e anche sulla Sicilia in modo particolare, quindi anche sull'Appennino emiliano. Nella giornata di giovedì, come potete vedere, l'anticiclone si espande in modo più esteso verso nord e quindi le temperature saranno destinate ad aumentare di un po' di gradi e il flusso freddo da nord-est si attenuerà e quindi porterà un generale miglioramento con massime anche oltre i 20 gradi sulla pianura padana e sulle regioni tirreniche. Ancora della possibile instabilità nel pomeriggio sull'Italia centro-meridionale, specie lungo l'Appennino, quello abruzzese, anche quello campano, comunque quello lucano, e anche sulla Sicilia segnalo questo probabilmente anche fino alla giornata di venerdì, e vi segnalo questa variabilità sulle regioni meridionali con qualche piovasco proprio su queste aree, dalla Puglia fino alla Sicilia quella orientale, comunque nel corso del pomeriggio in modo particolare, con punte fino, pensate, a 24 gradi sul nord-ovest e su quelle tirreniche fino alla giornata di sabato. Proprio tra venerdì e sabato il picco del caldo dell'anticiclone, e questo causerà però poi, attenzione, a un innesco poi di venti più freddi. Come vedete, un poderoso sistema depressionario si creerà a nord-est dell'Europa, vicino anche alla Russia, e la discesa di potenti e fredde correnti di matrice artica porteranno poi a un generale calo termico a partire dalla serata dai settori montani fino a quelli adriatici. Poi generale, come vedete, calo termico, questa dalla grafica un po' più intesa per quanto riguarda il calo termico. Da sabato, come vedete, passiamo da valori sopra media addirittura a valori sotto la media entro la serata di domenica, proprio per la spinta di queste fredde correnti di matrici artiche che saranno ben estese, evidenti, un calo termico anche fino a 12 gradi, quindi pensate, torneremo sotto la media quasi dappertutto, soprattutto al nord-est sul versante adriatico, come potete ben notare, e questo è il fronte instabile con delle nevicate che al momento sono più probabili attorno ai 700-800 metri sull'Appennino meridionale. Possibilità di qualche fioccata sul Triveneto, ancora comunque da verificare attorno ai 500 metri, ma la instabilità sembra riversare soprattutto sulle coste adriatiche, anche in parte sul Tirreno, e poi possibili anche sulla Sardegna dei piovaschi pomeridiani. Questo ovviamente è il quadro generale per quanto riguarda la giornata di domenica, dove colpiranno maggiormente le precipitazioni, ma è un caso ancora troppo incerto, e quindi vi ricordo che per quanto riguarda le precipitazioni e la quota neve è ancora tutta quanta da confermare, da verificare, ma è confermato però il generale calo termico, e quindi torneremo sotto la media soprattutto sul comparto adriatico e il nord-est da domenica in poi. Per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.